Oggi è un'importante giornata in cui le comunità energetiche entrano di nuovo nella ribalta mediatica con diversi player, dove il ruolo della pubblica amministrazione nel processo di realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili è al centro del dibattito e delle riflessioni che si sono tenute martedì 22 novembre dalle ore 9 alle ore 13 a Confindustria Venezia in Sala Oro al Vega Park in via delle Industrie 19 a Marghera. Presidente, oggi è una giornata importantissima dove la transizione, la sostenibilità parla la lingua ed è presente in una delle città più belle del mondo, ed Insula con il consorzio CEV sono veramente i pionieri di questa Green Wave. Abbiamo organizzato questo incontro divulgativo ma anche pragmatico, perché è stato presentato e verrà presentato dall'Ordine Nazionale dei Periti Industriali, dal CEV e da ANCI dell'Energia e Ambiente un progetto di installazione di un impianto fotovoltaico su 6 condomini nella municipalità di Marghera. Sono 32 appartamenti con un'installazione di circa 60 kW di energia rinnovabile, che hanno una funzione importantissima di ridurre di circa 40 tonnellate di CO2 in atmosfera e soprattutto anche di ridurre la bolletta energetica dei conduttori di questi immobili. È un progetto sperimentale che è stato condiviso oggi in questo appuntamento, che ha visto la presenza del sindaco della città di Venezia, del presidente di Confindustria e naturalmente anche degli ordini professionali, l'ordine degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali. È stato organizzato appunto da Insula con Confindustria e il Consorzio Energia del Veneto, presente col suo presidente, e quindi è stata, diciamo, una giornata di studio che ha l'auspicio di in qualche modo approfondire queste tematiche e essere un po' da detonatore in attesa appunto delle decisioni governative in ordine appunto anche ad alcuni limiti legislativi che dovrebbero essere superati a breve, di far partire questa iniziativa, vede il coinvolgimento di comuni dei nostri territori. Presidente Tasinato, oggi è una giornata importante, quella in cui il CEV è al fianco di Insula per parlare del suo modello, della sua proattività e dei suoi risultati in tutta Italia. Oggi in una delle città più belle del mondo abbiamo parlato di comunità energetiche. Abbiamo parlato però di una comunità energetica all'interno della quale il protagonista in questo caso è una società partecipata dal Comune di Venezia che gestisce oltre 5.000 immobili. E quindi come si può fare comunità all'interno di condomini? Soprattutto laddove non c'è la possibilità di poter fare del fotovoltaico, perché essendo in una delle città più belle del mondo, magari a San Marco è difficile avere l'opportunità o la possibilità di fare del fotovoltaico, così come può essere Canareggio. E quindi quali possono essere le soluzioni che si possono adottare per creare delle opportunità di risparmio nei confronti dei cittadini e creare anche delle opportunità di risparmio ovviamente nei confronti degli enti, perché lo stesso dicasi qualora il comune abbia un edificio, una scuola, una palestra sempre all'interno di un centro storico laddove non si può però fare del fotovoltaico. E quindi il CEV ha proposto a Insula e quindi al Comune di Venezia delle tecnologie innovative, non sperimentali, innovative, che danno la possibilità comunque di far risparmiare i cittadini e dare delle opportunità maggiori, ancor più di risparmio, all'ente locale. E Presidente Tasinato, questa è la prima data di una settimana veramente molto impegnativa, dove proprio oggi con Insula e venerdì invece con il Comune di Porto Tolle e S2. Sinergie per una Green Wave, si potrebbe dire. Sì, ne approfittiamo visto che c'è anche l'acqua alta di questa ondata di comunità energetiche. Il CEV si sta promuovendo in tutto il territorio in realtà nazionale nel promuovere e produrre delle comunità energetiche. Oggi siamo qui a Venezia, venerdì saremo a Porto Tolle e quello che vuole fare il CEV è dare delle opportunità ai comuni affinché possano costituire delle comunità energetiche, quindi delle opportunità ai propri cittadini, ma nello stesso tempo siamo anche in Confindustria, quindi creare non solo delle opportunità ma anche delle sinergie
tra i vari stakeholder che fanno parte ovviamente del sistema. Quindi il CEV da un certo punto di vista suggerisce anche al Comune un'azione di essere facilitatore nel momento in cui si vuole costruire qualcosa insieme, perché ovviamente si vince nel momento in cui tutti remano dalla stessa parte. Direttore Soldà, oggi è una giornata molto importante, quella in cui il consorzio CEV, al fianco di Insula e a diversi player impegnati nella sostenibilità, permette di parlare di comunità energetiche, ma non solo parlarne, di fornire delle linee guida pratiche proprio grazie al consorzio. Sì, ci siamo trovati a discutere di comunità energetiche con autorevoli attori, tra l'università, Confindustria e altri soggetti. Noi con il nostro piccolo modesto contributo abbiamo voluto portare a terra questo tema dando dei suggerimenti su quello che il consorzio sta facendo, su quelli che sono i risultati che sta appunto ottenendo. Non è facile in queste platee, però dal dire al fare all'attuare purtroppo ci sta un po' di spazio. Il CEV qua cerca di non farsi vedere bello, ma diffondere e condividere quello che è il nostro fare, mettendosi a disposizione di tutti per poter aiutare come facilitatore la nascita di queste comunità. E il ruolo proprio di essere al fianco quindi degli enti e di facilitare i meccanismi di realizzazione parlano anche di numeri concreti che parlano di efficienza, di sostenibilità, ma soprattutto di un impegno per la costituzione veramente delle CER. Sì, noi riteniamo che nella grande famiglia dell'efficientamento, della sostenibilità e di tutti quei grandi paroloni che stanno attorno a quello che è la volontà e l'esigenza di costituire le comunità energetiche ci sia appunto la necessità proprio di costituirle. Costituirle significa essere pronti per delle opportunità che si possono verificare, basti pensare ai bandi del PNRR dove ci sono 2,6 miliardi di fondi a favore delle comunità energetiche, non sappiamo chi saranno i beneficiari, sappiamo solo che saranno i territori, ma se o come priorità o come elemento esclusivo necessita la presenza di una comunità energetica nel territorio, le pubbliche amministrazioni non avranno il tempo per farle, perché purtroppo l'iter è abbastanza burocratico, per cui noi proponiamo magari piccole di farle, di costituirle, il consorzio assiste e soprattutto oltretutto non chiede neanche costi per attivarle, per essere pronti. Poi se serviranno, se no le andremo a implementare con quelle che sono la programmazione, perché ritengo che se anche adesso è di moda il tema dell'energia e i prezzi proprio di oggi fanno capire che la bolla rientrerà, onde evitare di ritornare fra qualche anno nella stessa situazione dovremo programmare, per cui la comunità energetica è anche uno strumento per programmare quelle che sono le esigenze energetiche di una pubblica amministrazione e di un gruppo di soggetti che hanno aderito insomma alla comunità. Presidente, è una giornata molto importante quella di oggi, dove si parla di comunità energetiche e di sinergie soprattutto. Ha detto bene, perché di comunità energetiche si parla tanto, ma proprio è la comunità che è il centro di questa discussione, perché abbiamo detto oggi, ma l'hanno detto tutti i relatori, che o riusciamo a fare qualcosa in sinergia, come ha già detto lei, per produrre questa energia rinnovabile pulita, devono intervenire tutti i soggetti interessati, tutti gli stakeholder, dalle associazioni, le imprese, e le professioni tecniche e soprattutto le amministrazioni pubbliche, che dovrebbero guidare questo momento di transizione energetica fondamentale, perché sarà vero che forse il tema dell'energia non sarà più così importante negli prossimi anni, perché sicuramente calerà il prezzo, ma lo stesso noi abbiamo l'obbligo di produrre energia pulita, e un modo per produrre energia pulita e per diffonderla sul territorio sono le comunità energetiche. Come sempre in Italia, quando si parla di burocrazia si ha paura, quando si dicono nuove normative si teme il peggio. Ecco, dovremmo abituarci che la burocrazia esiste, la burocrazia è importante, c'è quella efficace e quella invece che rallenta tutti i processi. Mi auguro che la chiarezza sia presto fatta sul tema delle norme riguardano le comunità energetiche e soprattutto che sia corrispondente alla realtà, cioè che non si creino norme che sono poi inattuabili e inapplicabili. Per quanto riguarda il Veneto,
Veneto, la comunità energetica nel Veneto, abbiamo iniziato a parlarne da poco. Sicuramente bisogna diffonderla, bisogna parlarne ancora di più e soprattutto riuscire a creare degli schemi che siano immediatamente comprensibili sia dai cittadini e anche dalle imprese e che scoprano quanto sono importanti le comunità energetiche per il risparmio energetico, per fare quindi economia e per fare anche sostenibilità ambientale. E come Confesernato ha già detto anche il Presidente del Collegio di Periti Industriali di Venezia che abbiamo già questo progetto su Venezia, in particolar modo sulla città di Marghera, che partirà entro pochi mesi. Poi non dimentichiamo che Confartigianato in Veneto, grazie un po' a Vicenza, ha il CAEM, che è un consorzio di energia che si sta occupando già da qualche mese di comunità energetiche, anche con investimenti importanti. Quindi siamo sicuramente in prima linea, ma come ho detto prima non vorremmo essere in prima linea da soli, vorremmo essere in prima linea insieme a tutte le altre associazioni, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche, perché da soli faremo molto poco. Abbiamo bisogno assolutamente che ci siano tutti gli stakeholder uniti per portare avanti questo progetto che potrebbe avere valenza nazionale. Dottoressa, oggi è un'importante giornata, una giornata in cui si parla alla fine di futuro, di impegno per il futuro, dove le comunità energetiche sembrano essere anche la risposta concreta al caro vita che stiamo vivendo non solo in queste settimane ma ormai da mesi, e Confindustria ha un impegno concreto in questo senso. Assolutamente sì, Confindustria si è impegnata fin dall'uscita della norma nazionale per promuovere le comunità energetiche, perché siamo convinti che da un lato questo sia uno strumento che giustamente normato può aiutare le nostre aziende a ridurre i costi dell'energia, a trovare dei modi di incentivarla in maniera, diciamo così, sostenibile. Dall'altro siamo anche convinti che l'impresa inserita nella comunità dove opera possa fare anche un servizio alla comunità. La prima sfida è quella che il nostro Presidente Marinese ha ben annunciato insieme al Sindaco Brugnaro: rivedere la normativa in modo da crearla a misura di impresa e di cittadino. Noi abbiamo bisogno di avere una comunità energetica che possa andare oltre la singola cabina primaria e quindi anche avere impianti superiori al limite di taglia che oggi è normativamente presente. Quindi sicuramente una revisione della normativa e su questo ci impegniamo, e poi ci impegniamo anche a sviluppare quelle che sono le attuali comunità energetiche che in embrione stanno nascendo. Ne abbiamo parlato durante il convegno nel mio intervento, perché riteniamo che iniziare da qualche parte si deve, quindi iniziamo da qui per poi sviluppare successivamente in senso sostenibile quelle che sono le comunità energetiche. Dottor Rinaldi, oggi è una giornata molto importante dove il tema fondamentale è sostenibilità, dove la sostenibilità parla la lingua dell'energia, un'energia che deve diventare sempre più verde. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare Insula e Confindustria Venezia per questa bella iniziativa. Noi siamo stati qui circa un anno fa con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, oggi si chiude un po' un cerchio, torniamo a parlare di comunità energetiche dopo che il CNP ha prodotto un progetto proprio per Insula sulla città di Marghera, quindi andiamo proprio al concreto di questa iniziativa. Oggi abbiamo sentito tanti interventi importanti, abbiamo sentito il mondo delle imprese, l'università e le varie associazioni di categoria. Noi come ANCI dell'Energia e Ambiente, insieme al CEV, insieme ad Insula, insieme al CNP ovviamente, cerchiamo proprio di supportare i territori, le amministrazioni locali per trasformare questi principi e queste idee in qualche cosa di concreto. Comunità energetiche vuol dire sicuramente energia rinnovabile, quindi qualità della vita, vuol dire sociale perché vuol dire andare ad aiutare chi si trova in condizioni di povertà energetica e vuol dire dare una mano anche a questo processo di decarbonizzazione, di riduzione della CO2 attraverso impianti di energia rinnovabile. Non sono operazioni facili, soprattutto in un paese come l'Italia pieno di norme, di burocrazia e di adempimenti da fare, soprattutto in territori come questo in cui siamo oggi, molto delicati da un punto di vista ambientale. Insomma, Venezia è patrimonio dell'umanità, però credo che con il contributo di tutti e vista anche la situazione nazionale e internazionale che stiamo attraversando, questa delle comunità energetiche può essere un'occasione che non ci dobbiamo lasciare sfuggire. L'ordine di cui mi onoro di rappresentare è quello dei periti industriali. Io sono il presidente nazionale dei periti industriali. Nel dicembre del 2020 abbiamo iniziato un percorso in giro per l'Italia per sensibilizzare la pubblica amministrazione affinché mettesse a terra impianti di energia rinnovabili. Lo abbiamo fatto all'inizio per abbattere quello che è l'inquinamento da fonti fossili.
Ma poi durante il nostro percorso c'è stata la guerra, quindi eravamo a Milano quando c'è stata la guerra e quindi questo problema dell'energia, diciamo, è diventato più che mai attuale. Ma noi partiamo invece da una considerazione che bisogna aiutare questo Paese ad essere più pulito in termini ambientali e mettere in condizione le famiglie disagiate di non avere problemi di energia. Lo abbiamo fatto in giro per l'Italia e abbiamo incontrato qui a Venezia una grande disponibilità di Insula e abbiamo proposto ad Insula un progetto che noi abbiamo definito Illuminare la Speranza, perché noi progettisti abbiamo donato un progetto per 6 edifici ad Insula che metterà questi impianti a terra grazie a questi progetti. Lo stiamo facendo un po' in tutta Italia, stiamo dando una mano alle pubbliche amministrazioni affinché possano, diciamo, mettere a terra in modo coerente con il territorio gli impianti. Quindi un percorso virtuoso all'interno della nostra bella Italia che vogliamo aiutare in questa transizione ecologica e lo facciamo tutti i giorni stando in mezzo alle persone, stando in mezzo alla pubblica amministrazione e con gli stakeholder che fanno parte di tutta la filiera delle comunità energetiche. Dottor Maretto, oggi diversi tavoli per la sostenibilità, dove sono anche diverse le tecnologie e le innovazioni a disposizione della costituzione delle comunità energetiche. Assolutamente sì, come abbiamo compreso oggi le comunità energetiche si sviluppano grazie anche alle risorse che ci sono nel territorio di riferimento, quello dal punto di vista geografico proprio. I più fortunati ovviamente sono quelli del nord Italia che hanno anche creato le best practice, che hanno la disponibilità delle fonti primarie, per cui il legno per fare la biomassa e realizzare degli impianti di teleriscaldamento per gestire il calore, l'acqua per cui poter realizzare impianti idroelettrici, ovviamente il sole per il fotovoltaico e mettendo a integrazione tutti questi aspetti ovviamente realizzare delle prime comunità che hanno condiviso le risorse del proprio territorio. Non tutti hanno questa fortuna e bisogna un po' adattarsi alla situazione in cui ci si trova a vivere e le comunità energetiche devono capire che la tecnologia può essere, al di là della formula societaria scelta per realizzare la comunità energetica, un aiuto concreto per rispondere alla filosofia propria della comunità energetica, condividere risorse, in questo caso tecnologiche, per ottenere un beneficio ambientale di riduzione della CO2 e, perché no, di diminuzione dei propri costi, del proprio wallet, diciamo.